Lollo Barbieri, match winner di questa partita, 3 punti veramente pesanti, grazie anche e soprattutto a un tuo gol. Raccontacelo un pochino. Sì, allora dopo il primo tempo ci serviva un po' una reazione e il mister ce l'ha anche chiesto di alzare un po' i ritmi del gioco. Siamo stati più cattivi in difesa e più efficaci in attacco, quindi diciamo che una cosa ricerca l'altra ed è arrivato il gol, meno male. Coach Mariotti va dicendo che cerca di fare crescere la squadra, cerca di farvi crescere soprattutto in personalità, cosa che si è vista quando la squadra è andata sotto perché ha reagito da grande squadra. Sì, sì, è vero, è vero. Diciamo che forse la personalità è una cosa che in momenti un po' di difficoltà ci manca un pochino e ci vuole appunto una figura come un buon mister che ci aiuti a crescere sotto quel livello, anche perché poi arrivando in là nella stagione, i playoff è una caratteristica che secondo me va oltre anche a livello tecnico e tattico, e quindi è un buon salto in avanti. Sì, infatti si è vista questa empatia tra mister e squadra, proprio che remare dalla stessa parte. Ora mancano 3 partite, c'è da consolidare il terzo posto a partire da sabato prossimo contro il Tiene, che è un'ottima squadra, era una delle mie favorite, un po' indietro, però ha vinto la Coppa Italia, sicuramente è una grande squadra. Sì, sì, adesso con la vittoria della Coppa Italia il loro morale si è un po' alzato, infatti hanno battuto la capolista Breganze e stanno facendo dei buoni risultati. Non sarà sicuramente una partita facile perché comunque l'organico della rosa lo sappiamo che è molto molto competitiva e la classifica non gli rende onore, e saremo qua a dare tutto come al solito. L'ultimissima cosa, una dedica, a chi dedichi il tuo gol? Ma diciamo alla mia famiglia, un pensiero sempre a mio nonno che è mancato lo scorso gennaio e niente, anche alla squadra naturalmente. Grazie, grazie mille.